responsabile. Salve signora, sono il direttore. Chi è che ha là? Signora, che cos'è come chi è che ha là? Questa è una catena con il marchio italiano. È marchio italiano, signora, siamo Silvianici, mica Giovanni Esposito, e non è italiano. La Cateiani, dite alla signora rossa e bianca che plachi l'animo. Perfetto, sei licenziata. Attenzione, attenzione, si richiedono i Power Ranger alla cassa 4, c'è una signora nervosa. Siamo direttore, ma che ti scazza a capo? Signora, si calmi, capisco che è nervosa perché ha questa maglia, l'ha sgarrato proprio, però si calmi, l'ascolto. Basta, ma mi chiamo direttore, perché io sono venuto qua con stato un abito per fare la testimone. Ma ha scambiato tutta la pellicetta. Ora non diciamo passare a tengo pure quella pellicetta, non si scagni mai. Io voglio parlare con il responsabile. Buonasera. Signora, dica a suo marito che la Secute è stata chiamata solamente per gestire la sua rabbia. Gentilmente, potete smettere di schiaffeggiare il bancone che l'ho comprato? Me lo scagnate così. Sono felici delle sue doti di arti marziali, signora, ma può placare l'animo? Credo che lei abbia raggiunto il Do quinta ottava, complimenti. Non mi mettete mano Abbiamo anche cappelli storti per lei se ne ha bisogno, eh? Abbiamo capito quando li diventa cabroi, però calmatevi. Non senti che scagno! Ma c'ho fatto lì, c'ho fatto tu! Andate a 150 ma che cazzo ci stava là? Signora, ma che ve ne fotte? Cioè, che ha fatto a busto, che la figura è merda è peggio se non ha fatto a busto. A che ora vanno là? A che ora panno là che vuol dire? La indovino con una. A che ora ci vediamo? Mi dà chiamare finanza. Pronto, guardia di finanza? Salve, sono il direttore Silvianic Reggio di Caserta. Sì, c'è una signora che ha un pellicciotto, 150 persone e ha una maglia bianca e rossa. Ok. Non ve ne fottono. Ok, arrivederci, grazie. Signora, non se ne fottono proprio. Che commesso puoi venire? Ma mi chiama la finanza. Chiamo pure la sicurezza. Ah, come mi sto chiamando la finanza? Che non può chiamare la sicurezza? È più una cosa tra di noi, la sicurezza. Io ho già pagato. Ok, signora, io ho capito che lei ha già pagato, però non so dove si trova precisamente. Senza sconto. È normale, signore, mi metto l'anno in sconto. Ma già ringraziato. E noi mi prego, mi pregato. Ma già mi sono vestito fuori. Giustamente, signora, ora vuole mettere in capo. Andate a 150 invitati. Vado su danza gli invitati, che è la figura in me. Voi mi vestite a danza gli invitati, ma... Ci vuole di invitati, una testimone per cui andate in questo stato. Ragazzi, hai alzato testimoniate, è caduta solo lei, io ero testimone. Un attimo, chiamo l'ambulanza, Sì, salve, volevo segnalare una signora che ha fatto una brutta figura avanti a 150 invitati. Ah, già la conoscete? È svenuta? Ho capito, ma come mai Znader? Grazie. Tranquilli, ho risolto, l'ambulanza non bene. No, dite no alla piromania. Non me lo può! Non me ne frega! 150 Che sta qua? perché già mi sei mano da casa? Va bene, signora, adesso vi siete ripresa, non vi sforzate ancora, ci venite di nuovo, mi rompete te mattunello. La indovino con uno anche questa qua, perdere l'amore. Sì, è vero, fondamentalmente siamo tutti un po' come merda. Io ho fatto Merda. che mi invitato qua. Che cazzo di uno, pure malamente. E mi chiamo pure la sicurezza. Vabbè signora, ma non è che vi ha stemmato i morti, ha solo chiamato la sicurezza perché lei stava solo sbraitando e picchiando la cassa. Ma che modo? Ti stai andando a fare? Che Mariola pure come tu a te. Signora, non dica questo dei napoletani, perché non è che tutti, anche lei può rubare, no? Solo i napoletani. Massimo, c'è Beh, chiave che siamo noi. io non Ho capito, signora, ma l'avete voluto accattare voi, mica vi abbiamo detto volate accattare per forza senza sconto. la pellicetta sta posta, 70 euro. Se era una pellicetta di 2000 euro. È una pellicetta di 2.000 euro, non era una festa da 150 invitati, ma da 300, sicuro. La signorina si è alterata, ha chiamato la sicurezza. Gentilmente la sicurezza può chiamare un esorcista, grazie, alla cassa 4. Io non ci ho messo le mani nella cassa. No signora, ma Steven può mettere in mano un gol, ho visto io dalle telecamere. Non dite le bugie che ci sono 150 invitati come testimoni. Ma ti in piscina! Strutturati scena? 150 persone.
perché ho fatto la madrina. Ho capito, ma sicuramente il vostro figlino non se n'è accorto. Perché sta facendo una cussetta? Ci potete risolvere da signore, per favore? Ma che ne fanno poi? Qua! Non capisco lo sbraitare del signore, sono veramente sincero. Ho capito solo voodoo dai da, uda. Dai, non me lo Prego! Che dico? Yes, for next time. Vabbè, questi cani non mi sente, io mi sono scocciato. Cioè, dai, il direttore si è da mettere a fare sti tarantelle.